Ogni storia è una storia d'amore. Gigliola è entrata nell'Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità nel 1965 come sorella di vita individuale e ha emesso i voti definitivi nel 1975. Giaele Spreafico, allora responsabile delle Piccole Apostole di vita individuale, scriveva di lei: è sempre piuttosto esuberante, per cui si impegna, talvolta anche senza misura, a tutti i livelli e nell'ambito dell'istituto. In questi anni Gigliola lavora alla Montedison. Dopo un periodo di vita individuale, affiancata alla comunità delle Piccole Apostole della Carità di Milano presso la parrocchia Sant'Antonio Maria Zaccaria, nel 1978 Gigliola passa alla forma di vita comunitaria nella sede della nostra famiglia di Posisio Parini, quarto padiglione. Conclude gli studi di assistente sociale. Viene trasferita a Conegliano nel 1981. Sono pochi i suoi trasferimenti, ma la sua storia d'amore si sviluppa e si fa sempre più piena e vera proprio in questi pochi ma intensi spazi che lei ha saputo dilatare e riempire di amore. Credo che quanto è stato scritto di lei e detto in questi giorni, come è stata eloquentemente presentata per il suo impegno, dedizione e passione, origina dall'amore per il suo Signore. Gigliola, donna dinamica, attiva, vivace, trova le sue forze nel Signore, che sente vicino, ma nello stesso tempo sente difficile definire chi è per lei, quasi non osasse, ma di fatto lo ritrova e lo abbraccia nelle persone che lui le mette sul cammino. Nei suoi appunti scrive: «Chi sei per me, o Signore, qui e ora?» A questa domanda molte sono le parole e i pensieri, ma non ho una risposta precisa, netta e sicura. Vorrei poterti dire il mio tutto, l'amato del mio cuore, lo sposo, ma invece mi assalgono immagini di volti, Michelle, Daniela, Roberto e via via una lunga fila di bambini, ragazze, mamme e donne, sorelle, amici, operatori. Non so pensare un rapporto diretto con te se non attraverso i volti di quanti ho incontrato nella mia vita. È come se il tuo volto per me sia fatto di tante piccole foto di volti. Non so avere altro rapporto con te, se no diventa un rapporto con un pensiero che però è astratto, non è reale. Tu invece sei pienamente uomo. Ho sentito la tua presenza di uomo vero in terra di Palestina e di Israele. Com'è diverso il Dio dei pensieri dal Dio incarnato. Chi sei per me, o Signore? E allora la preghiera di oggi, ripetuta senza stancarmi, perché prima o poi lo Spirito invocato, cercato, mi metterà sulle labbra e nel cuore il seguito di questo. Chi sei per me, o Signore? Sei il mio tutto. Come non sentire in queste parole che ogni storia è una storia d'amore? Gli appunti di Gigliola risalgono al 2005. Nel 2011 ne fa una verifica. Ho riletto quanto avevo scritto nel 2005, vero, ancora valido. Questo tempo ha visto 2 assemblee d'istituto, un nuovo mandato da consigliera con l'aggiunta di viceresponsabile, ma ho la percezione di essere sempre ferma sulla stessa piastrella. Davanti all'ostensorio mi metto nell'atteggiamento semplice di stare. Le invocazioni che mi affiorano spontanee sono: Signore salvami, Signore aiutami, Signore abbi pietà di me. La storia d'amore di Gigliola continua e le 3 invocazioni si innalzano a lui negli anni successivi, dove la conclusione del mandato professionale, poi la malattia, la spingeranno a fidarsi sempre più di lui,
ad attenderlo sino a rispondere in questi ultimi giorni alla domanda: chi stai aspettando? Che venga Gesù. Cara Gigliola, grazie per il tuo entusiasmo, per il bene che ci hai regalato. Non è semplice salutarti e lasciarti, ma il tuo dire avanti con coraggio ci invita ad avere fiducia, a saperti oramai vicino a chi vedevi in noi, il tuo Gesù. La tua appartenenza all'istituto è sempre stata seria e appassionata. Hai saputo superare i momenti di fatica, con entusiasmo hai gioito delle feste, degli anniversari, dei momenti di fraternità. Hai avuto cura dell'istituto in tutti i suoi aspetti, senza mai dimenticare che essere nel mondo comporta il non conformarsi ad esso. Eri attenta ai cambiamenti della Chiesa e ci ricordavi che l'istituto ne è parte e che ciascuno di noi, ciascuna di noi, ovunque sia, ne fa parte come membra del corpo mistico di Cristo. Sono tante le cose che vorrei dirti e ricordare di te. Mi dilungherei e credo che anche tu non sia molto d'accordo. Permettimi però di aggiungere le tue parole per lasciare agli operatori il tuo amore per la nostra famiglia, per cui ti ringraziamo. Lo abbiamo goduto e sentito sempre attento e creativo perché tanti potessero trovare in essa, nella nostra famiglia, casa, sostegno, professionalità e il bene fatto bene. Hai scritto agli operatori nel 2021: porto nel cuore gratitudine per questi 20 anni di direzione regionale a ogni operatore incontrato singolarmente o in gruppo. Non sono mancati momenti caratterizzati anche da difficoltà di relazione, ma che, almeno da parte mia, non hanno fatto venir meno stima e fiducia. Mi sembra di poter affermare che abbiamo creato una rete umana e professionale che ha contribuito alla crescita della nostra famiglia in Veneto. Da ultimo, vorrei affidarti i giovani che nella tua storia d'amore ti hanno vista testimone di un amore mai stanco di essere donato, e oggi, che festeggiamo il 18° anniversario della beatificazione del nostro beato Luigi Monza, portali a lui, perché nuove vocazioni alla santità possano nascere e crescere in questo tempo buio alla ricerca della luce. Cara Gigliola, e ora, come desideravi per il tempo del pensionamento, organizza con le nostre sorelle e le persone care che ci hanno lasciate i viaggi più belli nel bel paradiso, senza dimenticarti di noi che ancora siamo in viaggio nella nostra personale storia d'amore per arrivare alla beatitudine del cielo. Anche a nome della responsabile generale, che non è qui per impegni inderogabili, ringrazio tutti voi per la condivisione del momento di rendimento di grazie per Gigliola e per il bene che ciascuno di voi le ha regalato.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Vi saluto tutti, cari confratelli, sacerdoti, confratelli vescovi, Ovidio, Franco Giulio, Brambilla. Saluto tutti i componenti dell'Istituto Secolare Piccoli Apostoli della Carità, tutti coloro che lavorano all'opera della nostra famiglia e tutti voi, cari fratelli e sorelle. Ho voluto essere qui a celebrare questa liturgia esequiale a motivo del rapporto di conoscenza e di affetto che mi ha legato in questi anni a Gigliola, in modo tutto particolare nel tempo della sua malattia. Ho sempre pensato che il modo con cui Gigliola ha vissuto questa prova fosse profondamente simile a quanto lei viveva nel suo servizio ai bambini e ai ragazzi della nostra famiglia. Concretamente, lei non ha mai negato la gravità e la durezza delle situazioni con cui veniva a contatto e tuttavia, pur prendendone atto senza sconti, ha sempre affrontato queste situazioni con coraggio e una speranza che non derivavano solo del suo carattere, del suo temperamento, ma le venivano dalla sua fede profondamente radicata nella Pasqua del Signore. Ciò che poteva sembrare solo un fatto negativo diventava per lei una risorsa da cui trarre qualcosa di buono per tutti. Così è stata anche la sua vicenda personale. Ringraziamo il Signore per la testimonianza che Gigliola ci ha dato nel vivere la sua malattia, tenendo alta la testa con gli occhi fissi sulla promessa del Signore Gesù. Invochiamo che si compia per lei la sorte che il Signore ha promesso ai suoi servi fedeli. Con questi sentimenti iniziamo la messa chiedendo umilmente il perdono e la misericordia del Signore. Signore, tu sei la via che ci conduce al Padre. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, tu sei la verità che illumina i nostri passi. Christe, Christe, eleison. Signore, tu sei la vita che vince il peccato e la morte. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti e in noi, che attendiamo la risurrezione della nostra sorella Gigliola, si ravvivi la speranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
Sarai come un bronzo che rimbomba o come un cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutto è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ama chi dona con gioia. Il Signore ama chi dona con gioia. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta. Signore ama chi dona con gioia. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Il Signore ama chi dona con gioia. Non temerà annunzio di sventura, saldo il suo cuore, confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria. Il Signore ama chi dona con gioia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Nel tumulto delle emozioni, dei pensieri, dei ricordi, di questi 40 anni di conoscenza che mi hanno legato prima all'Istituto delle Piccole Apostole della Carità, poi all'associazione diffusa in tutta la Lombardia, nel Triveneto, in Puglia, in Campania, a Roma. E ognuno di voi potrebbe aggiungere a questo ricordo la sua piccola tessera per comporre il puzzle, appunto, di un'immagine di una credente a cui testimonianza è data dalla vostra presenza. Dicevo, nel tumulto di questi ricordi mi sono riconciliato questa mattina quando a colazione mi è arrivato dallo Zambia una foto che ritraeva Gigliola con una ragazza in carrozzella seduta quasi come in trono. La ragazza si chiama Asia, mi hanno detto dopo, è di 20 anni fa la foto, perché oggi dovrebbe avere intorno ai 20 anni, campionessa paraolimpica, allora sulla foto avrà 4-5 anni, ed è bella perché alle spalle si riconosce la chiesa di San Bernardetto a Lourdes. Dietro c'è una fila di uomini con in mano tutte le offerte che stanno per essere portate all'altare, e davanti c'è Gigliola che spinge la carrozzina e Asia che ha in mano il calce. Immagine pacificante, potenza di un'icona che dice il senso di una vita. Intanto avete visto che tutte le tessere di questa giornata si ricompongono. Sono esattamente 18 anni oggi, proprio oggi, della beatificazione di Don Luigi Monza, un parroco. Eravamo sulla piazza del Duomo di Milano 18 anni fa, che viene beatificato, che ha il simpatico cognome di Don Luigi Monza, un parroco che è rimasto in prigione 4 anni, 4 mesi, perché il suo parroco era antifascista, no? E gli hanno organizzato un piccolo attentato in oratorio a lui che era il coadiutore, da noi si dice così, e quindi l'ha messo dentro tutte e due. È così che poi Cardinal Schuster ottenne la liberazione del parroco, che fu mandato al confine in Sardegna. Allora si usavano maniere forti, e il giovane coadiutore non poté più andare in parrocchia
fu confinato al santuario di Saronno, dove incontrò quelle che io chiamo simpaticamente, sono qui tutte schierate, le mie ragazzotte. E avete visto che ho organizzato anche un paio di pullman perché fossero qui, ci sono i suoi alpini, ci sono tutte le persone che ha incontrato in così. Aveva quella sorta di pudore nascosto che nel dire di andare avanti riusciva però a far tornare tutti i conti di un viaggio, di una giornata. Ricordo, tanto per dare un po' di vita a questa cosa, perché è una cosa che per me è Brianzolo, vedere i veneti così. Stavamo andando nel 1997 alla GMG di Parigi, eravamo organizzati in modo tale che si facessero le grandi, c'era il Don Roberto, le grandi stazioni coi santi ad Annecy, San Francesco di Sales, Santa Francesca di Chantal, a Digione, Santa Elisabetta della Trinità, eccetera. Arrivano quelli col pullman del Veneto, sulla salita che entra dentro il tunnel del Monte Bianco, si rompe il pullman. E c'è una scena apocalittica quando questi veneti tirano giù dal pullman per tentare di spingerlo, no? La damigiana di Prosecco, no? Le soppresse. Dice, ma siamo sicuri di andare incontro alla... Ecco, ho voluto farvi vedere che era una donna che sapeva trasmettere attorno a sé vita. Allora adesso però, siccome cerco di aiutarvi a scavarne dentro il mistero, e lo facciamo come faccio di solito anche per i sacerdoti, illuminando con 2 pagine, quelle che abbiamo ascoltato, 2 aspetti, uno profondo e l'altro invece espressivo, della vicenda spirituale di Gigliola Casati, un bel cognome, sentite, Brianzolo, di Monza. Primo aspetto, voi sapete che appartiene al succo più profondo della spiritualità di Don Luigi Monza, attorno a cui poi si radunano queste donne, ed è quello del chicco di grano che se caduto per terra non muore, non produce frutto. Don Luigi Monza aveva tradotto questa cosa con una parola sola che fa venire fiatone, nascimento, sentite, che quando dovevo spiegarlo a loro vedevo con gli occhi che mi guardavano, facendo io nella vita precedente il teologo, dicevo, ma cosa vuol dire questa parola? Ecco, ve la spiego. Anzitutto c'è una soglia per entrare in questo rovito ardente del mistero di questo prete parroco che ha generato, ho chiesto i numeri, sono ancora 250 queste ragazze. E nel 1946, quando c'era tutta l'Italia da ricostruire, un professore, probabilmente laicone, si direbbe oggi, dice, il professor Vercelli dell'Istituto Besta di Neuropsichiatria Infantile di Milano, dice, io curo questi bambini, ma chi li educa? 46. C'era tutta l'Italia da ricostruire, le industrie tutte distrutte. Eppure anche nel tempo più tragico c'è la possibilità di dare tempo, soldi, spazio, risorse anche a far crescere la vita di chi è ferito, di chi è vulnerabile, di chi è disabile. Perché vedo che questi politici che abbiamo davanti sono belli, freschi, se no gli direi non diciamo parole che non stanno in piedi. Non contrapponiamo mai il lavoro alla disabilità, alla vulnerabilità. Torniamo dunque al testo evangelico. Il testo dice che si accostano alcuni appunto a Filippo, il nome sentite greco, e dicono vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo a Andrea, il nome ebraico, invece fratello di Pietro, e poi Andrea andarlo a dirlo a Gesù. Ecco, potremmo dire che nella cura della vulnerabilità dell'umano vulnerato, Gigliola ci ha insegnato a riconoscere sempre la voce di chi dice può essere greco, cioè quindi di chi viene da un'altra parte, vogliamo vedere Gesù. La risposta di Gesù è sconvolgente. Dice così, ed è la voce che sentiamo.
Diciamo, questi vogliono vedere Gesù, tutti si sarebbero immaginati la pacca sulle spalle, e invece no, dice: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. E poi ecco l'espressione che è introdotta: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ora, se c'è qui siamo in una zona agricola, io sono venuto tante volte da queste parti, sono andate da Costa fino a Filetto, a Pieve di Soligo, mi hanno portato anche a vedere tutte le vostre bellezze, però qui c'è un'osservazione che sembra venire dall'agricoltura, e però c'è una trasgressione, che dove sta il segreto? Dice così, attenzione, noi avremmo scritto: se il chicco di grano caduto per terra non muore, non produce frutto. Invece no, dice rimane solo. Sacerdoti, se non muore, se non entra nel processo di marcimento, rimane solo. Noi avremmo scritto che non produce frutto, siamo efficientisti, abbiamo bisogno di vedere che produce frutto. Questo viene dopo, ma prima tu devi verificare che se non muori dentro nella terra dell'umano, rimani solo. Devi sentire la ferita del rimanere solo. Siamo la società degli individui, ognuno pensa a sé. Signori, si rimane soli. Se invece muore, produce molto frutto, dopo bisogna aggiungere. Quindi noi qui avremmo, vedete, da un lato la logica naturale del seme, e dall'altro però la differenza di Gesù. Gesù ci invita e ci insegna a non rimanere soli. E per questo possiamo portare molto frutto. Vengono i brividi, perché tornando stasera, tutti noi davanti allo specchio dovremmo dire: ma siamo disposti a metter lì tutto il nostro patrimonio umano? Perché chi avesse dubbi, la frase che segue è molto chiara. Dice: chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Lo spiego anche ai ragazzi, prendete €1, nascondetelo sotto il vostro materasso, fra 10 anni non varrà più niente, rimane solo, sorprendente. Ecco, questo è l'amore di Gigliola, è l'amore di Don Luigi Monza, è l'amore di Cristo, che è il roveto ardente, che è il segreto di questa vocazione. E poi abbiamo la seconda pagina, la prima lunga pagina che abbiamo ascoltato, capitolo 13 della prima lettera ai Corinti, che ci descrive, potremmo dire, il ritmo dell'amore. Per noi l'amore è diventato un sentimento. Sento, non sento più nulla per lei, per lui. Se mio papà fosse andato al lavoro solo quando si sentiva, sarei morto di fame, ma come vedete non è successo. Nel matrimonio invece succede che si dica così: non sento più niente per lui o per lei, mi dico ciao. Ma com'è questa cosa? Allora, brevemente 3 toccate fughe, perché ce ne sono molti in piedi, non vorrei far intervenire la Croce Rossa. Dice così: anzitutto dice, c'è la prima parte dell'inno, tra l'altro faccio notare, non so se l'avete seguito, però immaginate questa pagina 2000 anni fa, da dove viene? Non esiste nessun parallelo nella letteratura mondiale, né antica né moderna, perché c'è dentro il fuoco vivo dell'esperienza cristiana. È una pagina che io chiamo climatica, atmosferica. E dice così: anzitutto, se anche avessi per 3 volte, 4 volte ripetuto, dice, la carità però è di più. Sentite, se anche avessi tutta la conoscenza, se anche avessi la capacità di prevedere il futuro, se anche avessi una fede miracolistica, dice così, è da spostare le montagne. Voi non ci avete mai provato?
addirittura critica il Vangelo. Ricordate quando nel Vangelo si dice: se avessi una fede come un granellino di senape, dicessi a questo monte spostati di là nel mare, esso andrebbe. Paolo contesta anche questa visione miracolistica della fede, perché se a Conegliano domani mattina apparisse la Madonna, faremo fatica a tenere fuori la gente. No, anche una fede miracolistica senza la carità non vale a nulla. E poi persino il martirio della vita. Se dessi tutti i miei beni e il mio corpo per essere bruciato, dice il testo. C'è un eccesso della carità, dell'agape. Il testo non dice carità nel nostro senso di elemosina, dice l'agape. Ecco, cari fratelli, tutti voi che siete qui, che avete incontrato Gigiola, tutte le altre sorelle, questa associazione, come molte altre che nella società oggi si dedicano a questo, dovete dire che la carità eccede, è più grande dell'aiuto, della risposta al bisogno, della vicinanza, dell'attenzione, dei soldi. È più grande. Questo è quello che io ho imparato. C'è un'eccedenza della carità, dell'agape. Poi la seconda parte dell'inno, ed è la cosa più importante che ho imparato, ci sono ben 14 verbi, sono tutti verbi, anche i primi che nel testo in italiano si dice che la carità è magnanima, benevola carità, sono 2 verbi. Io ho qui il testo greco davanti. Sono 14 verbi di cui 2 sono affermativi, la carità è paziente, la carità è benigna. Poi ce ne sono 8 verbi che elaborano tutte le relazioni umane, ve le faccio solo sentire. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. 3 verbi che riguardano l'io. Poi ci sono i verbi che riguardano il rapporto col tu, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira. E poi 2 verbi ancora, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si chiude con l'ultimo, ma si rallegra della verità. La carità non abita il paese delle fake news, della verità detta a metà, contrabbandata, contraffatta, ma è trasparente. E quando c'erano i momenti, l'ha già ricordato la sorella che ha delineato il suo bel profilo, dove le cose sembravano incastrarsi, dice: coraggio avanti, sorrideva e precedeva come quella carrozzina là che portava Asia, come se fosse la Madonna in trono. Tutto spera, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Scusa e sopporta riguardano il mondo della speranza, chiedo scusa, della carità, tutto crede, tutto spera, ritorna alla triade. Ecco, questi 15 verbi ci dicono che la carità sono i verbi dell'amore. E ci dice che la carità, come si dice anche nel linguaggio popolare, non dice che l'amore è un sentimento, ma l'amore si fa, va mostrato, è operativo, deve liberare le persone. Quando la moglie dice al marito: stai lontano che mi soffochi, ha almeno un'intuizione di come dovrebbe essere un rapporto, come dire, liberante, respirevole, capace di far crescere. Lo può dire il papà nei confronti dei figli, i figli nei confronti dei genitori. Ecco, questo io ho imparato in questi 20 anni. Avete capito che nella vita precedente facevo il teologo, però ho imparato proprio da loro che nel gesto di star vicino a questi ragazzi, non solo quella cosa che si dice di solito, che è più quel che ho ricevuto di quel che ho dato, ma mi è diventata insopportabile ogni forma di vita che si nasconde, che baratta, che non è capace di sostenere ciò che cresce, ciò che fa. E lo si capisce, è interessante, non nella forma di vita vitalistica, dove tutto è progressista, tutto va bene, ma nella forma di vita ferita, ammalata,
Se uno è capace di stare lì, riceve una botta di vita, usiamo questa espressione, grandissima. E poi l'ultima cosa, il testo conclude con questa cosa che io amo molto, per la quale bisogna sapere una piccola, come si può dire, notizia dell'antichità. Dice così il testo. Noi adesso, anche qui oggi, salutando Gigliola, vediamo in modo confuso come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Che strano, noi nello specchio ci vediamo bene, no? Anzi ci mettiamo a posto, facciamo i boccoli. Voi dovete sapere che gli specchi antichi non erano fatti come i nostri con un vetro riflettente, ma erano fatti con una lastra di rame lucidata, guardando la quale si vedeva sì il contorno della figura, ma qualche volta era un po' deformata, eccetera. Bella l'immagine. Nella vita qualche volta vediamo confuso come in uno specchio antico. Eppure, siccome sapremo, e lei lo vive già adesso, che quando saremo presso di Lui lo vedremo faccia a faccia, così com'è Lui e come siamo noi, attenzione, le due scoperte saranno simultanee. Allora capiremo la parola dell'Apostolo che dice di tutte e tre, fede, speranza e carità, ciò che rimane è la carità. Ho in mente una scena. C'era presente Don Roberto, anche allora c'era la damigiana e la soppressa. Eravamo a Lourdes, eravamo sulla Cité, ricordi? E c'è stata questa messa in questa specie di anfiteatro con tutti questi bambini davanti e lui che animava la messa. E lì ho imparato ad essere cristiano, prete, e adesso vescovo in un modo diverso. Così auguro anche a voi, così dico a Gigliola, grazie. Fratelli e sorelle, battezzati in Cristo, morto e risorto, nessuno di noi vive e muore abbandonato a se stesso, ma resta sempre in unione con Lui e con il suo corpo, che è la Chiesa. Preghiamo, confortati dalla parola del Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore, ti preghiamo per la Chiesa, in particolare per i vescovi ed i sacerdoti che Gigliola ha incontrato nel cammino della vita e di cui si è fatta compagna di viaggio. Benedicili e custodiscili, perché possano essere pastori secondo il cuore di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti preghiamo per i tanti piccoli di cui Gigliola si è presa cura senza indugio e con tanto bene, in particolare per coloro ai quali ha trovato l'amore di una famiglia. Aiuta ciascuno di noi a custodire questa eredità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti preghiamo per i giovani, le famiglie, gli amici con cui Gigliola ha condiviso cammini di fede, di impegno e di servizio secondo la spiritualità del beato Luigi Monza. Possono essere nel mondo testimoni di carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, ti preghiamo per tutti gli operatori e insegnanti della nostra famiglia, che Gigliola, con passione, ha sempre accolto, ascoltato e sostenuto nel loro cammino professionale
e di vita. Possano continuare a dedicarsi agli altri con competenza e dedizione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La mia madrina Gigliola è stata per me soprattutto un'amica sincera, che con generosità mi ha seguito nel mio percorso di crescita. Fa, Signore, che il suo impegno di dedizione al prossimo sia per tutti noi un esempio da seguire. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. L'amore di Dio è meraviglioso. Grande è stato l'amore di Gigliola per tutto quello che ha donato in questi anni a noi ragazzi della nostra famiglia. 2 pensieri di Don Luigi Monza in particolare sono quelli che in questi anni abbiamo condiviso. Vi è una festa più bella per me e per voi, quella di essere sicuri di fare la volontà del Signore. E poi la sanità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie. Vogliamo tutti insieme pregare il Signore per Gigliola, ci accompagni e ci aiuti nel nostro cammino futuro. Preghiamo. Signore, come comunità delle piccole apostole, ti ringraziamo per averci donato Gigliola. Pur nella fede soffriamo per il distacco da lei. Dona a noi consolazione e pace in questo giorno in cui ricordiamo l'anniversario della beatificazione di Don Luigi Monza. Accoglila nel tuo regno e donale una gioia senza fine insieme alle sorelle che l'hanno preceduta in paradiso. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Dio misericordioso, le preghiere che la fede ci ispira. Poi la speranza che il nostro corpo, ritornato in polvere, con la forza dello Spirito risorgerà nell'ultimo giorno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Gloria del suo nome, e per il bene nostro di tutta la
Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Gigliola sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del tuo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Tu santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nella messa
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Gigliola che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. E ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. La Santa Comunione sarà distribuita davanti, vicino in tre posti, al centro e ai due altari laterali, a metà del Duomo e qui in presbiterio. Vi chiedo di avvicinarvi al ministro più vicino. Ricordo chi assume l'Eucarestia di assumerla di fronte al ministro.
Preghiamo. Fa, o Signore, che la nostra sorella Gigliola, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace per Cristo nostro Signore. Prima di compiere il rito liturgico del congedo, permettetemi di fare a nome mio, ma a nome di tutti i presenti, le condoglianze più sincere ai familiari, so che ci sono alcuni cugini, e alle componenti della sua famiglia religiosa che sono presenti molto numerose a questo momento. E a nome loro ringrazio tutti coloro che hanno voluto essere qui presenti per pregare insieme, accompagnando la nostra sorella Gigliola all'incontro con il Signore. Ringrazio anche e apprezzo la presenza di sindaci che mi sembra significare l'apprezzamento che la società civile dà non solo a questa figura ma all'intera realtà della nostra famiglia. Grazie di cuore. Fratelli e sorelle, al termine di questa celebrazione eucaristica rivolgiamo l'estremo saluto alla nostra sorella Gigliola che ha servito il Signore e i fratelli con dedizione e amore. Nella sua vita ha seguito Cristo sulla via dei consigli evangelici per il regno dei cieli. Quando Egli tornerà come giudice, possa comparire con fiducia davanti a Lui e riconoscere lo sposo che la invita alla gioia delle nozze eterne. Nelle tue mani, o Padre clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Gigliola, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato alla tua serva in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, aprile le porte del paradiso.
E a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria e del Beato Luigi Monza, ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.